Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e dei defibrillatori cardiaci. Faccio questo video prima di tutto per augurare a tutti voi delle felici feste natalizie. Permettetemi inoltre di fare qualche piccola raccomandazione e dare qualche piccolo accorgimento per passare appunto al meglio queste vacanze. Che durante il periodo natalizio, ma delle vacanze in generale, c'è un aumentato rischio purtroppo di avere delle condizioni cardiache importanti come l'infarto del miocardio e come l'arresto cardiaco. Pensate che è stato coniato il termine Holiday Heart Syndrome, che tradotto in italiano è la sindrome del cuore che va in vacanza, non intesa come va in vacanza per rilassarsi purtroppo, ma perché durante le vacanze in generale c'è sempre un po' più di esagerazione su alcune cose che purtroppo non fanno bene alla salute in generale, ma soprattutto al cuore. Perché durante le vacanze natalizie, ma le vacanze in generale, c'è purtroppo un'aumentata incidenza di un tipo di aritmia, in particolare la fibrillazione atriale, che è un'aritmia che può essere pericolosa perché può causare degli ictus.